Mancano poco più di 2 mesi alla settima edizione di Home Festival. Duran Duran, Liam Gallagher sono solo 2 dei grandi nomi che nei 5 giorni del festival saliranno sui palchi di quello che nel 2016 per la terza volta è stato scelto come miglior festival italiano. E quest'anno le premesse ci sono tutte per una riconferma: centinaia di show, quasi 1000 musicisti coinvolti, un camping, novità del 2016, che quest'anno sarà anche ampliato. Ecco gli obiettivi numerici. Sapete che noi abbiamo come si dice, la sorta di sindrome di chi fa il salto in alto, per cui una persona in più speriamo di bissare e di aggiungere almeno una persona in più agli 88.000 fatti lo scorso anno. Ma le grandi novità di questa edizione 2017 sono in particolare 2. A prescindere da quello che è la parte artistica, quello che sono sicuramente le novità più importanti è sempre il rispetto che noi abbiamo verso il pubblico che viene alla nostra manifestazione. La prima sarà quella di rendere gratuita l'acqua, infatti ci saranno delle zone all'interno dell'area dove l'acqua sarà praticamente regalata alle persone, al pubblico, e la seconda è l'inizio dell'introduzione della moneta elettronica, ovvero da quest'anno ci sarà possibilità per velocizzare i pagamenti dell'introduzione del token che a differenza di tantissime altre manifestazioni sarà rimborsato per quello che saranno poi le somme non utilizzate. E naturalmente un occhio particolare su sicurezza ed ambiente. Sviluppiamo sempre qualcosa di nuovo, ma non possiamo perdere quelle che sono poi le eccellenze che hanno fatto sì che l'Home è stato eletto per 3 volte come il miglior festival d'Italia, quindi massima attenzione a quello che è l'ambiente, per cui anche come gli altri anni proveremo a riciclare completamente tutto quello che produciamo a livello di rifiuti, quindi una manifestazione a impatto zero. È sempre massima, ai massimi livelli, quella che è la sicurezza, sia in fase di safe che in fase appunto di security per tutte le persone che arriveranno durante quei giorni. Delle volte noi veniamo criticati per come è militarizzata la manifestazione, però è quello che poi fa sì che il tempo che spendi all'interno di casa nostra è un tempo ben speso e che dà delle emozioni. Un festival che ha portato nel 2016 oltre 88.000 visitatori a Treviso, con oltre il 65% di loro da fuori regione. Un flusso turistico rilevante formato da giovani che spesso sono le generazioni più difficili da intercettare. I numeri sono importanti, non solo in termini assoluti, ma soprattutto per i segmenti che vanno a colpire, no? Quindi il fatto che ci siano molto giovani, il Veneto vuole essere una regione per giovani e quindi dare la possibilità, tra i vari prodotti turistici che ha e tra le varie destinazioni che ha, offrire anche un prodotto per giovani. E quindi il turismo musicale è un turismo importante anche perché fa conoscere altre località del Veneto che magari sono meno conosciute e che si specializzano proprio su questo turismo musicale. È ovvio che un evento di questo tipo non lo vedrei bene a Venezia perché non ne ha bisogno, e invece lo vedo molto bene a Treviso come in altre località del Veneto che possono proprio sfruttare questa possibilità. Poi io dico sempre che il giovane che viene oggi a vedere il Veneto o Treviso o altra località magari in un primo momento viene con poche risorse a disposizione, che comunque sono importanti perché l'indotto, l'abbiamo visto, è un indotto che è già importante, ma sono sicuro che poi questo giovane prima o poi ci ritornerà una volta che ha scoperto un territorio e magari ci torna con la propria famiglia perché nel frattempo è cresciuto, si è sposato, ha avuto magari dei figli, e quindi la possibilità di far conoscere il resto del territorio e far conoscere anche le produzioni di questo territorio io penso sia un valore aggiunto veramente importante. È stata l'occasione oggi di presentare questo festival per dire che non sappiamo se già da quest'anno, ma sicuramente dal prossimo avere un coinvolgimento maggiore della regione proprio per sfruttare il fatto che ci sono tutte queste persone che provengono da fuori regione e addirittura da fuori Italia, e poter avere un punto informativo della regione Veneto all'interno che dia conoscenza di ciò che c'è in Veneto, che faccia capire i prodotti, le destinazioni, che faccia capire cosa produce il Veneto, credo sia importante. È sicuramente un'occasione che dobbiamo sfruttare. Magari se poi c'è qualcuno che addirittura, qualche tour operator, crea anche qualche pacchetto turistico da vendere direttamente all'estero, ecco, credo che noi faremo un gran servizio non solo a questi ragazzi che ci mettono da loro, ma anche a tutta l'economia, alla collettività, agli albergatori e a tutti coloro che vivono attorno al turismo.
Il luogo deputato è confermato come l'area della dogana che nei progetti dell'amministrazione comunale deve acquisire una connotazione specifica. Ho fatto una promessa che mi impegnerò affinché questa diventi io la chiamo piattaforma musicale permanente, però sicuramente un posto dedito al turismo musicale, dedito ai giovani, dedito alla loro passione che è la musica, e non solo, perché poi ci potremmo inserire anche arte, cultura, tantissime cose, ma uno spazio dedicato in modo particolare ai giovani. Ecco, e quali sono le implicazioni di questa cosa dal punto di vista turistico, visto che abbiamo visto... Beh, le implicazioni sono tantissime, sappiamo che per ogni turista che viene nel mondo musicale poi ci sono delle ripercussioni anche economiche, sociali, ma anche turistiche stesse di ritorno con percentuali piuttosto alte. Di conseguenza è un settore, prima si parlava di turismo sensoriale, oggi il vero tema è proprio questo, dove per sensoriale è una trasmissione di emozioni, di necessità, di bisogni, c'è l'emozione della musica, c'è la necessità del cicloturismo, c'è la necessità della passione sportiva. Ecco, questi sono oggi, e non solo quello culturale, dove per carità noi oggi siamo in una bellissima cornice qui a Venezia e perciò di cultura ne abbiamo a quintali, però credo che anche in futuro l'approfondire e dedicare degli spazi a queste tematiche così specialistiche possano portare a grandissime soddisfazioni al turismo del territorio. E continua anche la collaborazione fra CISET Ca' Foscari e Home Festival. Alcuni studi dicono che per ogni euro che viene investito per un evento di questo tipo c'è un ritorno di spesa da parte dei partecipanti che è del 10-15 euro appunto per ogni euro investito, e tra l'altro si tratta di una spesa che non è soltanto limitata all'evento in sé o alla ricettività o alla ristorazione, che pure sono complementari, ma in molte occasioni si traducono poi anche in spese che riguardano prodotti tipici, riguardano altre attività sul territorio, e quindi davvero si tratta di manifestazioni che sono in grado di fungere da volano anche per l'economia del territorio. Il binomio Evento Rock e Turismo si dimostra essere un importante asset economico e culturale. È proprio questo l'elemento anche di novità, e cioè il fatto che una destinazione si proponga a dei giovani attraverso manifestazioni di questo genere dimostra la volontà di essere efficaci con le nuove generazioni, e quindi con coloro che sono mossi più dalle passioni che non da motivazioni della cultura tradizionale.